Riparte Verde Nord-Est, prima puntata di questo 2026, l'apertura è in uno dei luoghi simbolo per l'agricoltura del Veneto, la Corte Benedettina di Legnaro in provincia di Padova. Sommario ricco, noi non possiamo perdere assolutamente tempo, parleremo anche di vino in questa puntata, lo facciamo tra l'altro con il nuovo assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, a cui auguriamo buon lavoro. Linea dunque alla regia per la sigla e poi Verde Nord-Est può iniziare. Consueto appuntamento di inizio anno con Veneto Agricoltura e il suo trittico vitivinicolo, un momento di riflessione sui dati della vendemmia 2025. Ne abbiamo parlato con il nuovo assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, con il nuovo direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner e con la responsabile della comunicazione di Veneto Agricoltura Alessandra Liviero. Andiamo a sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni. È un settore trainante, pensate 8 miliardi e mezzo di agroalimentare nel Veneto, quasi metà è legata al vino e di quel vino la grande parte lo fa il Prosecco con i suoi consorzi. Il mercato italiano è un po' saturo, bisogna cominciare anche a fare un ragionamento di consumi, di prodotti anche alternativi. Un po' tutta la questione dell'alcol deve essere tenuta in grande considerazione, però noi comunque abbiamo delle prospettive molto molto lusinghiere. Mi preoccupa, lo dico, anche in una giornata un po' uggiosa come questa, il mondo del latte, di trasformati e soprattutto dei grandi seminativi. Io, guardate, mi sono fermato solamente il giorno di Natale, gli altri giorni ho girato anche conoscendo le aziende e su alcune aziende e su alcuni comparti ho trovato grande preoccupazione. I grandi seminativi, se si fa una patta forse è un miracolo. Adesso speriamo con l'abbassamento del prezzo di fertilizzanti di avere una sorta di motivo di guadagnare qualcosa all'ettaro, ma la vedo tanto dura. E poi c'è tutto il discorso delle avversità e del clima che condiziona in maniera fortissima i risultati di questo comparto. Direi che tutto sommato il mondo del vino procede in maniera positiva sia in termini quantitativi che qualitativi. Oggi parleremo anche del valore delle esportazioni che nei primi 3 trimestri del 2025 sono stati molto positivi, 2 miliardi e 16 circa, quindi una crescita dello 0,5. Ora attendiamo l'esito dell'ultimo trimestre, che probabilmente una leggera frenata ci sarà stata legata al tema dei dazi che purtroppo sono stati inseriti in questo periodo. È anche vero che siamo alla vigilia di un accordo molto importante legato al Mercosur, che darà proprio per il settore vitivinicolo e non solo qualche altro settore agricolo delle grandi opportunità, perché potremo finalmente esportare in quei paesi senza dazi o con dazi minimi, e questo sicuramente sarà positivo per questo settore. Poi ci saranno purtroppo altri settori dell'agricoltura che invece dovranno coesistere con questa competitività a volte anche eccessiva di quei mercati, perché insomma sappiamo che loro utilizzano alcuni agrofarmaci, fitofarmaci, nel settore della carne anche ormoni che in Europa sono vietati, e quindi questo è oggetto di discussione. Però devo dire che il governo italiano in sede europea ha lavorato molto bene per far sì che ci siano delle clausole di salvaguardia molto importanti che tutelano la sicurezza in primis del consumatore e poi anche la competitività delle nostre aziende. Il 2025 ha visto un incremento della produzione del 7% in termini di produzione di uve, siamo a circa
poco meno di 15 milioni di quintali di uva, ovviamente sempre 75% uva bacca bianca e 25% uva bacca nera. Produzione quindi buona, molto buona, e quantitativi di tutto rispetto, e anche se appunto le imprese viticole hanno dovuto affrontare notevoli problemi dal punto di vista fitosanitario, però come sempre la bravitù dei nostri imprenditori si vede appunto nei quantitativi di produzione in costante incremento. Criticità importanti quali sono state? Criticità importante la peronospora quest'anno per quanto riguarda appunto gli aspetti fitosanitari dovuti all'umidità all'elevata umidità che abbiamo avuto nei periodi estivi, e tutto sommato si è riuscito comunque appunto a gestirla bene. Cari amiche e cari amici di Verde a Nord-Est. Pillola Verde è la nuova serie, anno vita nuova, ma problemi nuovi. 2026 non comincia molto bene per gli olivicoltori che sono tutti sul piede di guerra. Dal Carso ai Colli Orientali e alla Riviera Friulana, ma anche nel Veneto, nei Colli Euganei, in Toscana, soprattutto nella zona del Garda, gli olivicoltori lanciano un grido d'allarme perché l'Unione Europea ne ha combinata un'altra, senza dire niente a nessuno ovviamente, ha liberalizzato l'accesso dell'olio prodotto in Tunisia, dove non vengono effettuati controlli sanitari, chimici, tecnici, scientifici, e può arrivare qualsiasi cosa a essere mescolata con i nostri oli. Quindi attenzione, fate degli acquisti oculati e soprattutto non comprate olio di costi troppo bassi. A presto! Oggi ci troviamo allo zuccherificio di Ponte Longo per seguire da vicino la visita del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Sono venuto per ascoltare, perché una cosa è lo zuccherificio, una cosa sono i contratti di coltivazione e la coltivazione della bietola. E quindi sono andato anche a vedermi cosa fa l'Emilia Romagna o le Marche. Oggi probabilmente noi non diremmo vi daremo, perché non abbiamo un bilancio, purtroppo. La precedente amministrazione non è riuscita ad approvare il bilancio e quindi noi in qualche maniera dobbiamo prima approvare un bilancio. Però è da capire sia dal punto di vista agronomico che varietà possiamo mettere in una situazione di campo in cui a volte la temperatura sono 57-58 gradi e la pianta si mummifica. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è da capire se questi coltivatori hanno la giusta acqua per coltivare, e anche lì dobbiamo fare un ragionamento. Il terzo passaggio è capire con la coppiata di 765 euro ettaro cosa serve per creare una sorta di equilibrio. Lo zuccherificio, che è il primo zuccherificio in termini di dimensione, in termini di potenzialità produttive, è un vanto non solo per il Veneto, per la viticoltura e per l'agroindustria italiana. Sono due pilastri, Minerbio e Ponte Longo, e oggi come oggi per noi lo zuccherificio deve fare la campagna, lo zuccherificio deve lavorare le bietole che gli agricoltori veneti potranno lavorare. Questo è il nostro auspicio. Siamo in raccolta in offerte di coltivazione, quindi oggi siamo assolutamente in linea con quello che sono gli altri standard. È chiaro che il trend degli ultimi anni è un trend preoccupante, noi dobbiamo porvi un freno in tempo, e l'incontro oggi anche con i vertici, il governatore e l'assessore Bon della regione Veneto, che ringrazio perché una presenza così in tempi così rapidi è sicuramente merito di attenzione e di ringraziamenti, però è proprio per lavorare, per cercare di invertire una tendenza che ormai negli anni si era un po' raffreddata in termini di superficie di semine. Lo
zuccherificio quest'anno compie 115 anni ed è effettivamente uno dei nuclei pulsanti del nostro paese ormai. Noi siamo soliti dire che lo zuccherificio è Ponte Longo e Ponte Longo è lo zuccherificio. Tanta è la simbiosi che ha sempre caratterizzato questo rapporto, che è sempre stato di grande collaborazione sia dal punto di vista economico e sociale, perché ha fatto nascere e rinascere questo piccolo paese di campagna, ne ha caratterizzato la sua crescita e lo ha anche reso famoso, possiamo dire, in tutto il mondo, e ancora è così. Ben trovate cari amiche e cari amici di Nord-Est a scoprire, anno secondo, 2026, terza puntata, questa volta dedicata a Ineos Grenadier, un grande fuoristrada, una supercar da 250 cavalli, 3000 di cilindrata e 550 Nm di coppia. Ritorneremo sul Piancavallo come promesso, perché questa volta abbiamo trovato la neve. E da lì scenderemo nella pianura friulana, nella riviera friulana, per fare dei percorsi sterrati, per poi risalire sul colle di Maruzzo e il colle di Sfagagna e chiudere la puntata con un bellissimo tramonto che guarda verso il nord-est, verso il Veneto, così come dal Piancavallo vedremo anche le luci del tramonto verso il Veneto e con la laguna di Venezia. Ineos Grenadier, fuoristrada francese, molto diffuso soprattutto nelle forze dell'ordine, nei servizi e negli eserciti di tanti paesi del mondo. Una macchina importante, potente, l'abbiamo già descritto le sue carature, un'occhiata agli interni rapidamente, il volante è molto demoltiplicato perché la macchina ha una coppia di 550 Newton che non è poco e quindi rischierebbe di rovinare lo sterzo, ma anche di far rovinarci le braccia fuori a dire male per girare. Anche perché non ha ritorno, vista la lunghezza della macchina, tipo di gommature, per cui bisogna accompagnarla all'uscita delle curve, altrimenti continua per la strada che le abbiamo imposto. Stiamo salendo un po' in montagna, di neve è rimasta moltissima, ma per nostra fortuna perché riusciamo a fare questa strada che è abbastanza divertente e panoramica. Sulla neve con un mezzo adeguato, anche se ci dovrebbe essere di più per impensierirlo. Guardate che spettacolo, si vede dal Golfo di Trieste a Lignano, Grado, Lignano, fino alla laguna di Venezia. Guardate. E fino ai Colli Uberni. Dove si corre la corsa degli asini. Ecco, di qua si sale al castello. Siamo fatti la salita a piedi, un pezzo fino sul colle di Fagagna, la chiesetta vedete del 1200-1300, là ci sono i resti del castello. Ma come tutte le camminate che facciamo in salita, adesso c'è il premio, andiamo a vedere.
Il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha aperto l'assemblea regionale dei soci veneti a Padova alla presenza di migliaia di agricoltori arrivati da ogni parte della regione, anche per manifestare contro gli inganni del codice doganale europeo. Nel suo intervento Gesmundo ha affermato come sia giunto il momento di cambiare le regole e cancellare la norma sull'ultima trasformazione sostanziale, perché significa difendere qualità, trasparenza e il vero Made in Italy nel mondo. Il Made in Italy si coltiva, non si falsifica, ha proseguito Gesmundo. Per il presidente provinciale di Coldiretti Padova, Roberto Lorin, dall'Unione Europea vogliamo un cambio di passo nelle politiche per la tutela della salute dei consumatori, a cominciare dall'etichettatura obbligatoria e dall'abolizione delle regole dell'origine del codice doganale. Al centro del confronto le principali sfide che attendono l'agricoltura, a partire dal ruolo dell'Europa e dalle politiche comunitarie, fino agli effetti dei cambiamenti climatici e alla tutela del reddito degli agricoltori. Nel suo intervento il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, ha posto l'accento delle criticità commerciali legate agli accordi internazionali, in particolare all'intesa tra Unione Europea e Mercosur, ribadendo la necessità di garantire reciprocità delle regole e pari condizioni di concorrenza per le imprese agricole europee. Prandini ha inoltre richiamato l'attenzione sull'importanza dei codici doganali europei, strumenti fondamentali per assicurare trasparenza sull'origine dei prodotti e tutelare le produzioni italiane da concorrenza sleale e importazioni che non rispettano gli stessi standard ambientali e sanitari. Spazio anche alle istanze del territorio con l'intervento del presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, che ha evidenziato le specificità dell'agricoltura regionale, sottolineando il peso economico del comparto veneto e la necessità di un'Europa più attenta alle esigenze delle imprese agricole locali, a partire dalla gestione dell'acqua, dalla sostenibilità e dalla difesa del Made in Italy agroalimentare. Un'assemblea che ha rappresentato un momento di confronto e rilancio con l'obiettivo di affrontare in modo unitario le sfide europee e internazionali e rafforzare il ruolo degli agricoltori come presidio economico, ambientale e sociale del territorio. Inizia oggi Sotto la Vigna, un viaggio autentico nel cuore delle cantine italiane. Vi accompagneremo tra i filari, le botti e le degustazioni per incontrare le voci, le mani e le idee che danno vita al vino. Siamo in Lasi, nella zona del Soave, patrimonio agricolo di importanza mondiale, il primo che ha ricevuto questo riconoscimento in Italia. Ospiti di Cantina Sabaini, 115 ettari, 6 tenute, la terza generazione, un mosaico di suoli, filari dai diversi orientamenti e altitudini variabili. Andiamo a conoscerli. Quest'oggi ci troviamo a Monte Castello di Lasi, siamo a 250 metri nel cuore del comune di Lasi. La fortuna di questo territorio è una zona vocata alle uve della Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone e Rondinella, ed è il nostro cru dedicato al nostro Amarone, vino principe di Verona, che nasce sul suolo unico. La fortuna di avere il calcare bianco, la marna, il suolo vulcanico, l'unica matrice vulcanica della Val di Lasi la si trova proprio qui, ai piedi della rocca del Castello di Lasi. L'età media di questi vigneti supera i 25 anni, quindi una maturità importante delle uve che viene raccolta a fine settembre, primi di ottobre, al perfetto raggiungimento di qualità. Una lunga messa a riposo dei nostri grappoli per circa 100 giorni di appassimento e la realizzazione di un grande vino, il nostro Amarone della Valpolicella. Ciao Riccardo! Buongiorno Federica, benvenuta in Cantina Sabaini. Allora direi che è ora di iniziare, andiamo a vedere la cantina. Prima iniziamo dai vigneti? Iniziamo dai vigneti, poi tutto il tour della cantina e poi per una bella degustazione. Ottimo, ottimo.
Cantina Sabaini nasce negli anni 30 in Val di Lasi. La particolarità della nostra valle è una zona di confine, quindi abbiamo il termine della zona della Valpolicella e l'inizio della zona viticola del Soave. Due ovviamente entità molto importanti per la produzione di grandi vini rossi come l'Amarone, ma grandi vini bianchi come il Soave. Quindi l'azienda agricola nasce negli anni 30 con il nonno e il bisnonno Angelo e successivamente passo generazionale con Adolfo e quindi ufficialmente nel 2006 fonda la cantina. Fonda la cantina nel 2006 insieme alla mamma Mirka e successivamente siamo entrati in azienda poi noi giovani. Quindi quest'oggi siamo in cantina proprio nel quartier generale, quindi dove tutto nasce, dove tutto cresce, su una pergola veronese. E la fortuna ovviamente di questo territorio è che è un territorio che io tramando da 3 generazioni, quindi veramente è un compito importante riuscire a tramandare questo ed è fondamentale in questi anni anche lottare, anzi gestire al meglio il nostro clima. Cantina Sabaini in questo momento ha 115 ettari di proprietà. Diciamo che la fortuna, l'onere e il dovere della terza generazione è quella veramente di riuscire a gestire al meglio tutti questi ettari. Ettari che si suddividono per una grande parte in Valpolicella e una piccola parte restante dedicata al Soave, Pinot Grigio e Chardonnay. La terza generazione ha ovviamente il compito di riuscire a tutelare tutta questa terra e tutti questi ettari così importanti. L'azienda agricola è un passaggio generazionale continuamente, quindi raffigurando la terza generazione questo è l'impegno di noi giovani, mia e di mio fratello Alberto. La fortuna è di avere 6 tenute differenti che cambiano di entità territoriale ma soprattutto il terreno, il terroir che abbiamo. Dico sempre la vigna dove è piantata nasce e ne crea le caratteristiche. Quindi le caratteristiche speciali sono proprio dal terreno. Abbiamo un impasto di calcare bianco che è la matrice principale della nostra azienda, però più ci avviciniamo alla zona del Pronio di Lasi più abbiamo ghiaia e sabbia e quindi un terreno alluvionale, una buona mineralità, una bella tensione, più andiamo nella zona collinare più abbiamo la zona vulcanica, molta più potenza e allo stesso modo territori differenti, più sciolti, con più presenza di terra ma con anche più argilla, quindi complessità completamente differenti. E la fortuna altimetrica è quella di essere a 175 metri dove siamo adesso, attorno alla nostra cantina, e arrivare fino a 460 in un quarto d'ora in macchina. Quindi veramente uno sbalzo altimetrico importante che caratterizza al meglio i nostri vitigni autoctoni. Vitigni autoctoni che sono parecchi nella Sabaini, partiamo con Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta, le nostre varietà principi dedicate ai vini rossi della Valpolicella, poi partiamo con la Garganega dedicata al nostro Soave, per poi avere dei vitigni internazionali con una DOC molto importante, la Garda DOC con lo Chardonnay e Pinot Grigio Garda. Quindi veramente un territorio variegato dove porta vitigni completamente differenti, però unici, legati da una matrice solida e unica del territorio. Devo pensare che l'età media dei nostri vini supera i 35 anni, quindi veramente è una storicità importante. Come diciamo sempre, il cambiamento climatico per noi viticoltori è uno dei temi più caldi e più importanti. Quest'oggi infatti ci troviamo sotto una pergola veronese. Ecco, proprio la pergola per noi è il punto saliente della nostra azienda. Qui soffriamo meno il cambiamento climatico. Vediamo che questa, diciamo, folta vegetazione riesce a proteggere al meglio i nostri grappoli. Ecco, proprio questo sistema fotovoltaico delle nostre foglie ci permette di maturare al meglio i nostri grappoli e tenerli nascosti. Con questo cambiamento climatico, con queste stagioni sempre più calde, sicuramente è uno dei sistemi di allevamento storici, tradizionali, quindi la pergola veronese, che al meglio sta nel veronese e ci fa affrontare meglio questo cambiamento climatico. Ovviamente poi l'irrigazione è fondamentale su tutti i vigneti, quindi nel momento di bisogno va irrigata la pianta in modo da così portare a termine una chiara e una buona maturazione dei nostri grappoli. Non solo vini rossi della Valpolicella ma anche grandi vini bianchi, dicevamo prima. In questo momento stanno proprio scaricando le nostre uve Garganega, quindi andremo a vedere proprio il viaggio del grappolo d'uva in tutte le fasi, dalla pigiatura alla pressatura, in modo da così vedere veramente cosa si fa operativamente in cantina. Andiamo! Allora, in questo momento siamo in appassimento, quindi la tecnica fondamentale per produrre il grande vino della Valpolicella, che è il nostro Amarone, è l'appassimento delle uve. L'appassimento delle uve che è un'unicità importantissima. Dovete pensare che la più grande zona viticola dove si produce più vino passito al mondo è la Valpolicella.
quindi le migliori uve di Corvina, Corvinone e Rondinella vengono riposte all'interno dei nostri plateau per un appassimento di circa 90-100 giorni, una perdita di peso di circa 35-40%, una concentrazione di tannini, una concentrazione di volume alcolico per creare un vino unico e così importante. E prima dei 3 anni l'Amarone non può essere messo in commercio, quindi un'unicità di una qualità unica e di una DOCG così importante. Federica, qui ci troviamo all'interno del nostro wine shop, inaugurato il 22 luglio 2022, per dare e far lanciare il marchio Sabaini. Quello che è la nostra rappresentazione. Il nostro wine shop deve essere un luogo per tutti e quindi per la tradizione abbiamo mantenuto i vini sfusi della tradizione, ma soprattutto tutti i nostri vini in bottiglia, che sono 12 le referenze che rappresentiamo in questo momento su un territorio, come ti ho fatto vedere prima, molto ampio, tra bollicine, vini bianchi, vini rossi e vini dolci. Quindi questa è la particolarità. Il nostro wine shop deve essere accogliente, quindi un luogo dove poter con tranquillità fare delle bellissime esperienze di degustazione, quindi col tour della cantina dei nostri vigneti e una bella esperienza di degustazione, ma perché no, con la nostra comoda e-bike, così da poter esplorare i luoghi più impervi in comodità e con delle bellezze naturalistiche così importanti, come abbiamo visto questa mattina la Val di Lasi è immersa in questo anfiteatro di natura, è una bellezza poter pedalare e poi sedersi per una splendida degustazione. Come siamo organizzati in Cantina Sabaini per accogliere tutti gli appassionati wine lover? Che offerte avete studiato? Il nostro wine shop nasce proprio come punto focale per rappresentare i nostri vini al meglio, quindi con degustazioni anche senza prenotazione, con tour in e-bike immersi all'interno dei nostri vigneti e quindi poter veramente scoprire dalle origini chi è Sabaini, tutta la storia, tutta la trasformazione delle nostre uve, fino ad arrivare quello che siamo quest'oggi, quindi con la nostra degustazione. Degustazione che iniziamo dal nostro Soave DOC, annato 2024, io direi Federica di fare un cincine di questa bellissima visita. E quindi per noi il Soave per noi è il nostro vino più rappresentativo nei termini di vini bianchi, eleganza e mineralità. Nasce da un suolo alluvionale dove la ghiaia e la sabbia ne è protagonista, che quindi siamo a Santa Giustina, la vigna più vecchia di famiglia Sabaini, una vigna che ha circa 70 anni, su Pergola Veronese. Pergola Veronese che riesce a mitigare, come abbiamo visto prima, il nostro microclima. Selezione dei migliori grappoli, cella a frigo per 24 ore a 0 gradi, pressatura soffice dei nostri grappoli. E poi la nascita di questo vino bianco. È il momento del Valpolicella, l'anima rossa di Sabaini. Assolutamente. E proseguiamo la degustazione con il nostro Valpolicella DOC, annato 2024, rappresenta per noi il vitigno storico della Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone e Rondinella, un blend unico, uve fresche, raccolte nel mese di settembre. Valpolicella per noi deve essere la rappresentazione chiara del frutto e dell'eleganza, allo stesso modo la mineralità che dà il nostro territorio. Qui stavi raccontando prima wine shop e sala degustazione, ma non sarà l'unico luogo dedicato dove poter venire a fare delle degustazioni. Raccontami di questo progetto che avete in cantiere. Allora, il progetto in cantiere ovviamente è di allargare ancora di più quello che è l'offerta di stare da Sabaini, di stare in Val di Lasi e quindi l'inaugurazione a breve di una nuova tenuta che si troverà nella zona collinare di Lasi porterà ad ampliare ancora di più questo pacchetto esperienziale nel poter far star bene chi viene a trovarci e nel far vivere al meglio i nostri prodotti, i nostri vini. Allora adesso assaggiamo il Valpolicella. Sì. Da quando nasce il brand Sabaini? Perché in realtà l'azienda è storica, ma il brand è abbastanza recente. Assolutamente, la Sabaini che vediamo quest'oggi è molto recente. Innanzitutto tutto viene inaugurato il 22 luglio 2022, come siamo detti prima con l'inaugurazione del wine shop. Il brand Sabaini ha questa S rovesciata, una pennellata dell'architetto Guido Pigozzi, amico storico della mia famiglia, e con questa S, con questo cambio di colore su tutti i vini, si rappresenta Sabaini, una forma unica, una borgognota che contiene e dà entità di forma a tutte le bottiglie e una pennellata. Stiamo assaggiando adesso il nostro Amarone, il nostro vino principe della Valpolicella, la nostra annata 2019, e proprio full black, quindi questo nero potente, nero notte. E per noi l'Amarone che assaggiamo quest'oggi deve essere una rappresentazione chiara di quello che dà il territorio, la selezione dei nostri migliori grappoli di Corvina,
Corvinone, Rondinella e Oseleta, questa varietà migliorativa che noi aggiungiamo all'interno del nostro blend della Valpolicella, dedicata all'Amarone, Monte Castello di Lasi e Monte Tomelon. Li abbiamo visti questa mattina, i nostri due vineti più importanti e rappresentativi, per un lungo appassimento di 100 giorni delle uve. Nell'annata 2019 abbiamo avuto una bella maturazione dei nostri grappoli, un'annata dove ha piovuto quando doveva piovere, ma ha fatto delle bellissime giornate di sole. La fortuna quindi della 19 ha fatto 3 anni di affinamento, 50% in botte grande, 10% in barrique e tonneau nuovi, e restante secondo, terzo e quarto passaggio, un blend fra più legni e più contenitori, in modo da creare quello che è la rappresentazione del nostro territorio. Amarone, che è un vino importante, un vino che mantiene delle caratteristiche fresche ed eleganti sul territorio della Val di Lasi, ma allo stesso modo ha una longevità importante. Nonostante il tempo breve vi siete affermati con numerosi riconoscimenti. Assolutamente, per noi l'Amarone è il nostro vino principe del territorio e in questo momento sta riconoscendo dei grandissimi premi nazionali e internazionali. L'Amarone per noi è la rappresentazione chiara della qualità eccellente del nostro territorio, della selezione delle migliori uve e di un Amarone che è elegante, piacevole, non solamente potente, ma allo stesso modo ha questo tannino elegante e setoso. Proprio questo lo rende molto abbinabile alla nostra dieta mediterranea, ma a 360 gradi, quindi un Amarone che sia fresco ed elegante, ma allo stesso modo persistente. Questo è l'Amarone di Sabaini, quindi potente, elegante, con un carattere distintivo. Allora, Cinci. Ti ringraziamo per essere stato con noi a Sotto la Vigna e per averci dato l'opportunità di conoscere questo splendido territorio. Direi che ci sta. Grazie a voi, cincine al buon vino. Dai Lasi è tutto, oggi abbiamo brindato con Cantina Sabaini, in ogni vino c'è una storia e noi siamo qui per raccontarvela alla prossima puntata di Sotto la Vigna. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 5 del periodico 30 gennaio 2026. L'inverno si sta caratterizzando per notevoli variabili termiche. Si stanno concludendo i giorni della merla e in queste nottate abbiamo avuto abbassamenti di temperature che sono andati a -6, -8 gradi centigradi. Durante la giornata le temperature sono salite a 6, 8, anche a 10 gradi centigradi. Hanno soddisfatto pertanto i fabbisogni di freddo delle piante dell'olivo, che gradualmente vedrete che fra una quindicina di giorni si stanno portando verso la ripresa vegetativa. In alcuni casi, particolarmente nelle aree più soleggiate, si notano già degli ingrossamenti delle gemme. Vi abbiamo riportato nel periodico, secondo le diverse altitudini, le fasi fenologiche in cui si trovano gli ulivi, dividendoli anche per varietà, precoci, meno precoci e tardive, così da avere un quadro completo di come si trovano in questo momento i nostri olivi. Le temperature di questa invernata non sono state particolarmente difficili per le nostre piante. Eventualmente abbiamo avuto dei danni da colpi di vento. Abbiamo raggiunto anche i 60-70 km/h di folate che hanno rovinato in alcuni oliveti i rametti
più giovani. Fortunatamente non sono stati così prolungati come intensità e i danni comunque rimangono ridotti. Nel periodico di questa settimana andremo a valutare degli aspetti particolari in quegli oliveti dove ci sono delle infestazioni a livello radicale di larve di oziorinco, maggiolino e cicala. Queste larve agiscono a livello delle radici, andando a sottrarre linfa, creando dei danni all'interno delle radici stesse, provocano a livello radicale dei danni fisiologici dovuti a una sottrazione di linfa e alla creazione di ferite da rosure. In questo modo si creano le opportunità per funghi patogeni di aggredire maggiormente l'apparato radicale dei nostri oliveti. Lavorazioni al terreno con attività di ripuntature potrebbero portare in superficie parte di queste larve che sarebbero soggette all'azione del freddo e morirebbero. L'arieggiamento del terreno tramite la ripuntatura dà anche la possibilità a due funghi entomopatogeni, il Metaurizio e la Boveria bassiana, di svilupparsi e di vivere meglio. La particolarità di questi due funghi è che attaccano le larve di maggiolino, di oziorinco e delle cicale, diminuendo la popolazione infestante nel terreno e dando la possibilità di mantenere sane o più sane le radici degli olivi. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon a risentirci alla settimana prossima. Anche per questa puntata è tutto, cari telespettatori. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube, naturalmente in streaming sul nostro sito ufficiale www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Noi torniamo a farvi compagnia la prossima settimana, stessa rete, stessa ora, e ricordatevi di mettere i vostri like sui nostri social.